Nei 7 capoluoghi di provincia veneti ci sono 95.605 case vuote, messe insieme costruiscono una città fantasma più grande dell'intera Treviso. Lo dice la relazione sui dati catastali 2022 elaborata dall'Agenzia delle Entrate, che analizza anche la percentuale di occupazione degli immobili. E pensare che le città venete tutto sommato non se la cavano male nel panorama nazionale, con un tasso medio di occupazione dell'83,5%, mezzo punto percentuale in più della media nazionale. Primeggia Verona, che arriva a sfiorare l'87%, quasi 3 punti in più della vicina Vicenza, pari merito con Padova. E così si moltiplicano i cartelli vendesi che pendono malconci spesso per anni su vecchi casolari in campagna, ma anche in tante palazzine in città o nella prima cintura urbana. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 5 settembre 2023, la prima notizia del giorno riguarda le 100.000 case vuote nelle città venete. Vecchie, fatiscenti o senza mercato? Questo è il titolo sul Corriere del Veneto di oggi. Edilizia, i fronti aperti, i dati del fisco sui tassi di occupazione degli immobili, l'esperto, centri storici a pezzi anche per colpa di eredi inerti. Questo il parere di Giovanni Campagnoli, docente di economia all'Università Salesiana di Torino, sentito appunto dal Corriere del Veneto. Ma vediamo nel dettaglio la notizia nell'articolo di Martina Zambon. Secondo i dati del censimento 2022 diffusi dall'Agenzia delle Entrate, sulle 562.384 abitazioni nei 7 capoluoghi di provincia veneti, 95.605 sono disabitate. La classifica sui tassi d'occupazione vede in testa Verona, seguono Treviso, Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia e Belluno, tutte sopra la media nazionale come occupazione appunto, tranne Venezia e Belluno. Ma come mai allora le case restano vuote nei capoluoghi di provincia veneti? Questo avviene per un doppio motivo. Da un lato, a partire dagli anni 70 si è costruito a volontà, dall'altro la popolazione sta invecchiando e la domanda di alloggi si è ridotta e così le case restano vuote anche per decenni. E poi il lockdown e la pandemia hanno trasformato le caratteristiche che si cercano in una casa, ora assumono valore i giardini, gli spazi più ampi e soprattutto i terrazzi. La necessità di rimettere a nuovo il patrimonio immobiliare disabitato ben si accorda con la politica zero consumo di suolo contro le alluvioni e i fenomeni meteo violenti. A tal proposito c'è una dichiarazione, sempre sulle pagine del Corriere del Veneto, una dichiarazione di Alessandro Gerotto dell'ANCE, l'associazione dei costruttori edili. Molte strutture mostruose e periferiche possono essere recuperate, dice Gerotto, e diventare appetibili, ma servono servizi e connessioni con le città. Poi c'è il fenomeno invece di chi rinuncia, crescono gli eredi che preferiscono rinunciare agli immobili che hanno bisogno di spese ingenti e che quindi restano lì a diventare sempre più fatiscenti. Questo per quanto riguarda appunto le case vuote, 100.000 nei capoluoghi di provincia veneti. Noi ora voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi. Parliamo della sfida dei diritti civili, una notizia sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, patto dei sindaci vicentini per le iscrizioni in anagrafe. Sì ai figli di due mamme, noi non abbiamo paura. Si tratta di un documento dei primi cittadini di Sant'Orso, Breganze, Zugliano, Carrè e Marano, comuni appunto dell'Alto Vicentino, che dicono: a parte l'atto amministrativo, ci sembrava giusto prendere posizione. È un atto di civiltà questo, che mette al centro i diritti dei bambini, le discriminazioni non possono essere tollerate. I sindaci sono Franco Balzi, sindaco di Sant'Orso, Piera Campana, sindaca di Breganze, Valentina Maculan, sindaca di Carrè, quelli intervistati, sentiti dai quotidiani del gruppo Gedi, in particolare dal giornalista Enrico Ferro.
Voltiamo pagina ancora, il caro libri. Una notizia sul Corriere del Veneto: caro scuola, 600 euro a studente, i librai al governo chiedono aiuti per tutti, l'aumento generale del 10%. Cristina Giussani, presidente regionale di Confesercente e presidente nazionale del sindacato librai, dice il costo sarebbe sostenibile meno della 18 app. Questo se il governo attivasse un bonus per gli studenti diversificato a seconda dell'età e della classe frequentata, insomma un buono libri per le famiglie che aiuterebbe e costerebbe allo Stato meno della 18 app, anche perché il buono regionale che attualmente esiste arriva dopo 2 anni. Siamo a conoscenza della problematica dei ritardi, chiarisce anche Elena Donazzan, assessore all'istruzione della Regione Veneto. Abbiamo fatto presente la cosa al Ministero, noi stiliamo le graduatorie, il pagamento poi è ministeriale. Così dice Donazzan, parlando comunque di un buono scuola regionale che raggiunge pochissime famiglie e per lo più quelle che iscrivono i figli alla scuola privata paritaria. Parlano anche Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Vicenza, che dice il mondo dei librai lavora con pochissimo margine, servono bonus per tutti. E poi Carlo Garofolini dell'Adico, che dice gli aiuti attuali sono destinati alle famiglie con ISEE basso, ma soffre anche il ceto medio. E allora vediamo gli aumenti, i costi della scuola. I libri aumentano del 3 fino all'8%, gli accessori come astuccio, diario, zaino salgono del 9,9%, lo zaino passa da 45 a 55 euro, il diario da 15 a 16,50 euro, l'astuccio da 16,50 a 18,10 euro. Questi sono tutti dati dell'Adico diffusi dal Corriere del Veneto. E allora vediamo che complessivamente la spesa media per il materiale scolastico per ogni anno è di 606,8 euro, un aumento del 6,2% sul 2022, mentre la spesa media per studente per l'acquisto di libri è di 502 euro, con un più 4% sempre sullo scorso anno. Insomma, in totale 1100 euro ogni anno scolastico per ogni studente, una spesa per la scuola che continua ad aumentare. E sempre parlando di scuola, sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI, verso il nuovo anno scolastico leggiamo un'altra notizia: scuola al via senza docenti, il 30% dei prof è precario e le nomine sono in ritardo, caos convocazioni a Belluno e Rovigo, mancano maestri e insegnanti di sostegno. Cattedre vuote, il titolo questo dell'articolo di Laura Berlinghieri per i quotidiani del gruppo GEDI. Ci sono tutti i dati dei docenti nelle scuole venete. Quello che balza agli occhi è che mancano gli insegnanti di sostegno, ma anche quelli delle materie scientifiche a partire da matematica. Questa però non è una novità, mentre un fatto recente è che la crisi e la difficoltà nel reperire insegnanti la stanno affrontando anche le cattedre di lettere, in passato ricche di laureati. Invece mancano gli insegnanti di italiano, latino e storia. Per questo si attende un nuovo concorso straordinario, conclude la giornalista Berlinghieri, per stabilizzare la parte dei docenti ancora rimasta esclusa dal giro delle missioni in ruolo. In realtà non è passato troppo tempo dall'ultimo concorso, ma complice un'età media della classe docente piuttosto elevata, non è ancora stato il tempo dello sperato turnover e le cattedre continuano a rimanere vuote, quindi continuano a rimanere tantissimi precari nella scuola, anche nelle scuole del Veneto. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash, una che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, una sicurezza che non c'è nel bellunese, l'ennesimo terribile infortunio mortale. Siamo ad Arabba, un tecnico è rimasto agganciato alla fune di un impianto di risalita ed è stato trascinato poi dai rulli della seggiovia. Massimo Crepaz, 57 anni, della frazione Brenta di Livinallongo, è morto sul colpo, impigliato appunto al cavo
della seggiovia che lo ha tirato sul primo rullo della rulliera sulla quale stava intervenendo. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi. Infine chiudiamo con il secondo intervento del capo dei Vigili di Venezia oggi sul Gazzettino e sul Corriere del Veneto, dopo la notizia ieri delle molestie subite alla festa, al party di Armani, molestie poi denunciate, rese pubbliche da Agostini, appunto il comandante della polizia locale di Venezia, che ne ha parlato in un post su Facebook. La notizia di oggi è che il capo dei vigili fa sapere che non sporgerà denuncia. Allora leggiamo i titoli sul Gazzettino e sul Corriere del Veneto. Agostini non fa denuncia, ma le molestie pesano. Venezia, il comandante della polizia locale palpeggiato alla festa per la sfilata di Armani. Irritazione del comune e della casa di moda per la notizia che ha oscurato il grande evento. Parla ancora Agostini: non ha senso intasare la giustizia, volevo solo dare solidarietà a chi ogni giorno subisce violenze, noi uomini spesso non capiamo e minimizziamo. E poi spiega perché ha rimosso il post su Facebook, ha visto commenti fuori luogo. Sul Corriere del Veneto: io molestato al party di Armani, è uno sciocco ma non lo denuncio, il comandante dei Vigili di Venezia si sfoga sui social, poi cancella, silenzio di comune e organizzatori. Non mi interessa che lui sia punito, dice Agostini, ma che la gente sia più consapevole. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.